Così poi chi non può ammetti la Giovanna. Mi vedi adesso, Giovanna? Sì. Da Inese. Mi senti? Prova ad andare fuori, che così... Però c'è l'internet qua, non sono troppo fuori. Ah, beh, resta lì. Secondo me dice che ci sono problemi al microfono. Mi senti? Boh, a posto allora, dai. Bene, la registrazione è anche avviata. Allora, ci stiamo organizzando in questa maniera. Intanto a me spiace e a tutti noi spiace che non siamo riusciti a concludere il corso di persona, perché il rapporto personale è diverso che non vederci ovviamente al computer. Però stiamo pensando che se... Mi sentite? Stiamo pensando che se riescono, si riaprono con le autorizzazioni maggio, giugno, luglio, non so quando riapriranno, anche se non è il periodo, faremo comunque un paio di lezioni con il corso per concluderlo anche fisicamente, a mo' anche di ripasso. Però ci tenevamo a fare un paio di incontri, anche 3 online, perché molti di voi che avevano prenotato e anche già avviato l'attività di apicoltura portando a casa i nuclei, non si sono trovati un po' in imbarazzo perché non avendo concluso il corso non sapevano cosa fare. Infatti vedo anche nella chat del corso base che molti ci chiedono informazioni su cosa devono fare. Allora, ci organizziamo così, faremo una lezione oggi con Francesco Campese, che avete avuto già modo di conoscere ai ferrovieri quando abbiamo fatto il corso, e faremo una lezione oggi un po' riassuntiva che serve anche come ripasso, partendo da quando si ha una casetta in mano, un nucleo, lo si trasferisce nella casetta e si va a miele. E faremo poi, quella saremo costretti a registrarla probabilmente e poi la trasmetteremo, anche una lezione in apiario fisica, cioè andremo lì e quindi inquadreremo le api, i telai e le attività che ci sono da fare in apiario. Poi un'altra lezione teorica se ci sono delle domande, e poi ci rivediamo magari a settembre o la prima occasione che apriranno, che ci consentiranno, ecco, di fare delle riunioni con più persone. Se c'è la possibilità noi ci ritroveremo, magari sarà a settembre, ci ritroveremo tutti per concludere anche fisicamente il corso. Io mi fermerei qua. Vi suggerisco di usare, visto che abbiamo quel bel strumento di WhatsApp che è la chat del corso, usatelo senza problemi, cioè chiedete informazioni, ponete domande che vi rispondiamo. Questo è un aspetto. Il secondo, per chi magari ha portato a casa le api e ha dei dubbi e non li risolve con la chat o chiamandoci, e gli apicoltori un po' più esperti sono comunque disponibili a venire ad incontrarvi, magari venire in apiario e guardare con voi 1 o 2 volte le api in maniera da darvi anche una mano fisicamente per se avete dei dubbi, se avete dei problemi particolari o sciamature, perché questo è anche il periodo delle sciamature. Ecco, io mi fermerei qua come premessa. Adesso inquadro Francesco, che lascio a lui, ecco, un ripasso generale come dicevamo prima, da quando si prende in mano il nucleo, quando si inizia a fare l'attività e cosa bisogna fare. Grazie a tutti, passo la parola a lui. Se non sentite o ci sono problemi, trovate il sistema magari di mandare una chat o chiamatemi sul mio cellulare perché è qui vicino per dirmelo che non ci sono problemi. Il mio numero lo sapete, è 345 0676 938, ma lo trovate anche in WhatsApp,
fra le persone che partecipano alla chat. Sì, buongiorno. Allora noi ci siamo già visti in gennaio, fine gennaio, e già avevo almeno su un tabellone cercato di illustrarvi un po' la tecnica che il piccolo apicoltore che inizia non conosce, cioè la tecnica di sviluppare lo sciame. Immagino che tutti voi siate di quelli che hanno ricevuto questi sciami, quindi che hanno scarsissima dimestichezza con le api e anche con la loro gestione. Adesso ormai siamo un po' avanti. Comunque posso riassumere quello che si doveva fare, che avevo già detto. Quando uno ritira lo sciame, deve avere, oltre allo sciame, la cassetta deve avere almeno 4 telaini da nido con i foliocereo già pronti e un nutritore. Sono strumenti essenziali per sviluppare la famiglia. Il miele è un problema che viene successivamente. Allora, 4 folliceri cosa servono? Io avevo già detto che quando uno riceve lo sciame e lo travasa, avendo poca esperienza deve essere molto prudente, perché travasare uno sciame e perdere la regina, come sento che è già successo, questo crea già all'inizio problemi nello sviluppo di questa famigliola. Quindi bisogna, penso se li avete già travasati, siete stati prudenti a cercarlo, o comunque a non sbattere api per terra, a non perdere api in maniera da recuperare comunque la regina. Senza regina lo sciame è destinato a doversela rifare, quindi una famiglia che zoppicherà per un bel po'. Travasato lo sciame, con la certezza che ci sia dentro la regina, bisogna, avendo i 4 folliceri, avere un nutritore a tasca, o di quelli che si mettono sopra, quelli a soffitto, e mettere 2 folliceri in mezzo e 2 ai lati. Questo perché lo sciame ha bisogno immediatamente di spazio, è sottoposto a uno stress di sviluppo che è superiore a quello rispetto a una famiglia normale. Per cui dare spazio vuol dire dare subito la possibilità a questo sciame di produrre cera e di crescere secondo il suo istinto. Però dar folliceri in mezzo, quindi tagliando la covata così a secco, è sempre rischioso. Quest'anno ha fatto un gran bel tempo, ha fatto un aprile abbondante per chi aveva le api a posto, e quindi poteva anche andare. Normalmente quando si taglia la covata bisogna alimentare, quindi ci vuole o un nutritore a tasca e dare questo nutritore a tasca, ve lo conoscete, oppure quelli che vanno messi sopra, quelli rotondi che vanno sotto il coprifavo, che sono questi qua, vedete, questi qua. Sono 2 sistemi diversi per fare la stessa operazione, cioè alimentare le api. Naturalmente non va dato, uno tiene 2 litri e mezzo, 2 litri e mezzo, gli va dato 1 litro al massimo, 3/4 di litro di siroppo, però va ripetuto per ogni 2-3 giorni, verificando nel contempo che le api comincino a tirare la cera. Essendo in primavera ed essendo la famigliola in sviluppo, il foliocereo appena viene tirato la regina vi depone immediatamente. Questo fa sì che la famiglia non si riscaldi e che utilizzi l'alimentazione per crescere, non per far scorte. Se uno mette i fogli di lato, per esempio, la famigliola ha difficoltà a spostarsi progressivamente sulla cera nuova, per cui spesso può essere indotta a fare le celle, si sente stretta, si surriscalda e quindi tenderebbe a fare le celle, per cui già c'è notizia di queste famigliole che sono sciamate, pur non avendo una popolazione enorme, proprio per questo, perché non essendo state adeguatamente allargate seguendo l'istinto della regina di deporre, e quindi hanno preferito andarsene piuttosto che spostarsi di lato. Qualcuno non ha messo niente, quindi ha fatto costruzioni, abbiamo trovato in giro costruzioni di cera, mista, polline, eccetera. Anche quello è un'operazione da non far fare alle api, perché è molto rischioso. Spesso nelle costruzioni laterali c'è la regina, che è difficile catturarla perché se la cera è tenera, piena di miele, pesante, appiccicosa, e spesso quando uno alza il coprifavo queste costruzioni cadono e si rischia sempre di ammassare la regina.
Per cui le telefonate sono: ma come mai che ci sono già un certo numero di sciami orfani? Ma se c'era la regina fino a 3 giorni prima, sono orfani proprio per cattiva gestione, diciamo, cattiva manovalanza. Quindi ci vuole molta prudenza e cercare di assecondare il loro istinto. Adesso questa fase è quasi superata, però si fa ancora tempo, cioè gli sciami comunque hanno voglia di tirare cera e di allargare. Per cui se avete folliceri li attaccate, o li attaccate bene, soprattutto non attaccati tutti storti, malfatti. Bisogna avere l'umiltà di chiedere come si attacca il follicere. Hanno fatto come il mio amico che è venuto in capannone, lui ha 5-6 alveari, e ha detto: ma hai attaccato i folliceri quasi quasi come li attacco io, e non ha visto che dietro ce n'era un pacco di 5.000 attaccati. Quindi voglio dire, bisogna avere un po' di modestia e chiedere. È un suggerimento che non costa niente, che però è fondamentale, perché un foglio cereo attaccato bene vuol dire un favo costruito bene, vuol dire covata femminile e non covata maschile, e questo serve alla famiglia, perché la famiglia spontaneamente, dove c'è storture, buchi, operazioni fatte male, tenderebbero ad allevare covata maschile, perché siamo in primavera. Mentre se uno fornisce del materiale perfetto, in maniera da non dare l'occasione alle api di fare pasticci, le api tirano bene, quindi si hanno dei bei favi che poi servono anche per gli anni successivi. Naturalmente adesso la temperatura è buona, c'è il polline, quindi se la famiglia non ha completato si può comunque tagliare 2 favi di covata e alimentare. Adesso trovano poco niente, però la temperatura è buona e c'è il polline, quindi possono costruire in maniera da tirare la famiglia prima della caccia su 9. Quando ho costruito fino ai folliceri laterali e la famiglia è popolosa, cosa si fa? Poco prima della caccia si prendono i fogli laterali costruiti che hanno il miele, e lasciarli lì è pericoloso, perché poi il miele pesa e col calore allunga questi folliceri che vengono rovinati. Al massimo l'allergine ci fa covata maschile, mentre adesso che sono ancora buoni come costruzione bisogna allargare la covata e, anche se hanno il miele, rimetterli in mezzo, in maniera che la famiglia progressivamente si trova ai lati favi che hanno già avuto covata, quindi molto più robusti, e in mezzo cera nuova. Adesso le api non hanno nessun problema, la regina, a deporre sul nuovo. Il problema avviene più avanti, dopo la caccia, però per adesso depone senza nessun problema nel nuovo, e in più sposta l'eventuale miele. Questo vi permette di arrivare alla caccia con una famiglia equilibrata, perché ci ha riempito tutto il suo spazio, c'ha un bel volume di covata, e anche il nuovo che non ha ancora covata è nella zona centrale, che è la zona dove prima o dopo, nascendo la covata laterale e quindi tutte le piccole confluendo al centro, la regina continuerà a deporre covata femminile. Chiaramente devi stare all'occhio, adesso non c'è il problema, eventuali scorte, però certi anni, già in questo periodo, le api cominciano ad aver fame, quindi bisogna stare all'occhio alle scorte e anche all'occhio a mettere il melario. Io so che avete magari tutti i melari nuovi e quindi è un po' un problema, e su quelli da 9 telaini aiutano abbastanza la famiglia a salire, però bisogna stare attenti, perché magari spesso fra un telaino e l'altro tendono a fare delle costruzioni, perché salgono, allungano la cera da sotto, visto che avete qui legnetti lì, qui portafavo scadenti, perché sono da 23, dovrebbero essere 27-28, e quindi le api ingrossano il favo sottostante e poi allungano la cera in su, e quindi tendono a rovinare i favetti del melario. Quindi fra un po', quando cominceranno a costruire del melario, state attenti. Se fanno delle costruzioni particolari, se tendono ad aggiungere delle pendole fra un telaino e l'altro, con delicatezza, con la leva, le togliete, in maniera che piano piano costruiscono bene anche i favetti da melario. Quelli vi dureranno anni, visto che usate le scudi-regina. Penso che la usiate, penso che vi hanno suggerito di usarla prima di mettere il melario.
quindi sopra il materiale rimarrà nuovo, se è costruito bene, diciamo, i telini da melario per anni poi possono venire usati senza nessun problema. Casomai se c'è qualche famiglia, se ne avete uno, amen. Però se avete qualche famiglia un po' più forte che è venuta sul melario, che verrà sul melario prima delle altre, casomai quando ha tirato 3-4 folliceri mezzi tirati, sbattete giù le api e li passate 1-2 alle famiglie un po' più deboli, in maniera da dare un supporto alla migliore stessa a venire qualche goccio di miele. Questo le richiama le api da sotto e poi le invoglia a costruire. Nonostante queste operazioni, potrebbe essere che qualche siame si è riscaldato e abbia cominci a costruire le celle reali. Questo è il momento giusto, perché finché c'è grande raccolto le api si dedicano all'importazione. Quando il raccolto cala è primavera e quindi il loro istinto è pensare di andarsene a riprodursi, e quindi anche se le famiglie non sono troppo esuberanti potrebbero cominciare a costruire celle reali. Sono riconoscibili abbastanza facilmente, bisognerebbe intervenire prima che queste siano chiuse, perché quando le celle reali sono chiuse la regina si sgonfia e poi si prepara per la sciamatura. Quindi magari ogni 4-5 giorni, in fretta, senza cercare la regina, ma solo guardando se ci sono celle, date un occhio. Naturalmente le celle non è che ce n'è una in mezzo, 2 in mezzo e basta. Le api normalmente le allevano 2-3 per favo, quindi quando avete passato 2-3 favi e non trovate nessun traccia di allevamento di celle nuove, la famiglia è tranquilla. Mentre se già dal primo favo trovate traccia di allevamento, gli altri vanno passati con minuziosità. Minuziosità vuol dire si tolgono le larve in costruzione, le celle allungate, e si schiacciano anche i cuculini che contengono le uova, perché le uova molto spesso possono avere già 3 giorni. Se voi passate dopo 5 giorni già trovate la cella lunga 3 centimetri. Quindi cercare di rintracciare questi cuculini, che normalmente sono sui bordi del favo e per sotto. Però se qualche favo è costruito un po' male, se c'è qualche insenatura, c'è qualche rosetta di fuco, in questo periodo fanno allevamento di celle anche in mezzo al favo, quindi può scappare qualche cella, qualche cupolino su qualche rosicchiatura, qualche deformazione del favo, e quindi controllare anche quegli angoli. E stare attenti anche quando c'è covata maschile sui bordi e sotto, che spesso vicino alla covata maschile le api ci hanno fatto anche qualche cella o inizio di cella. Quindi controllare minuziosamente. Quando avete i favi in mano, teneteli sempre in mezzo alla cassa, appoggiate il telaino con un angolo sugli altri telaini e poi lo ruotate in maniera da controllare le 2 facce. Non fate come avete in televisione, che tirano sul favo e poi lo mettono al sole così sotto sopra per farlo vedere alla telecamera. Quello non è il sistema di guardare le api, perché se c'è la regina è la prima che cade per terra. Poi dite, la settimana scorsa c'era la regina, l'ho guardata oggi, non c'è più la regina, come mai? È caduta per terra, e quando è caduta per terra è persa. Quindi è fondamentale lavorare, quando si controllano i favi, sempre e comunque sopra la cassetta, in maniera che anche se non vedete la regina e per qualche motivo lei si spaventa e comincia a correre e cade sopra i telaini e non cade per terra. Questo qua è fondamentale sempre come tecnica, per non avere ciclicamente qualche cassa orfana. E qualcuno che conosco io l'anno scorso ne ha avuto un bel po', perché ogni settimana veniva a domandare una regina, tanto per dire. E non facciamo nomi. Fra qualche giorno comincia la caccia, quindi è come la partenza al Giro d'Italia. Dovete stare pronti. Non sappiamo se i fiori saranno nettariferi o no, però visto che abbiamo fatto un mucchio di Tarasaco, normalmente le stagioni che abbiamo riempito i frutti di Tarasaco, poi per qualche motivo va anche la caccia. Quindi potrebbe essere una fioritura per voi interessante, perché avete famiglie nuove, produzione nuova, un gran buon miele,
e la soddisfazione di produrlo. Quindi il fatto di essere alla partenza del Giro d'Italia vuol dire avere i muscoli a posto, essere in forma. Le famiglie vanno controllate ogni 5 giorni con moderazione, però controllate. Non il sabato o domenica, ma si può fare anche il giovedì e il venerdì, perché qualcuno va sempre il sabato o domenica, invece no, adesso si va anche il giovedì e il venerdì, perché anche se doveste lavorare, adesso c'è il sole fino alle 8 di sera, la temperatura è buona, si possono guardare anche le 7 di sera o le 7:30 del mattino senza nessun problema. Quindi essere meticolosi ed evitare, adesso il problema principale è evitare la sciamatura. Lo sviluppo vi ho già parlato, e poi speriamo che le regine tengano, nel senso che può essere che qualche regina cede, qualche regina ha subito uno schiacciamento nel travaso o nel controllo, quindi qualche regina non sarà in forma, non importa, non pensate di chiedere regine e cambiare adesso, le regine vanno tenute sempre comunque fin dopo la caccia. Dopo la caccia, se avete qualche dubbio, se qualche regina non vi piace, se c'è della covata che non vi piace, se questa regina non apre a sufficienza come rispetto a qualche altra, ma rimane intasata di miele, dopo la caccia, allora potete intervenire. Quel miele non è perso, perché sostituendola con una regina nuova, poi comunque le api quel miele lo portano nel melario, quindi non è perso niente. Si perde solo se la famiglia è orfana. Se la famiglia si ama, si divide una mezza forza, perché una famiglia non sono ancora così forti proprio da andare, a parte qualcuno che conosciamo. Quindi si divide una mezza forza e quindi non fa niente né lo sciame né la famiglia di provenienza. Poi, se avete voglia di crescere e pensate di avere sufficiente dimestichezza con le api, casomai più avanti vi verrà spiegato, vi verrà insegnato come potete casomai rinunciare al miele e crescere nel numero di alveari. Però per adesso l'importante è che tenete quelli che avete e li tenete bene, in maniera da farli andare in produzione. Quando la famiglia va in produzione e non va orfana, non ha problemi di orfanità, di saccheggio, di api filiatrici, quindi problemi che si protraggono nel tempo, difficilmente risolvibili per uno che comincia. L'importante è tenere la famiglia, diciamo, in forma, controllata, ed eventualmente, se avete fatto l'operazione di tagliare, ricordarsi sempre 1 litro, mezzo litro di siroppo ogni sera, finché vedete che la cera è tirata. Quando la cera è tirata, la regina poi ci va a deporre. Io direi che mi pare che ognuno può attivare il microfono, no? Se deve fare delle domande, e così lo sentiamo e dialoghiamo. Ne approfitto di Francesco, perché in chat mi aveva scritto uno di voi per chiedermi lumi sulla covata che ti ho fatto vedere prima con tutti i buchetti, no? Simone, che diceva, ma è a posto che la covata è così con... però dovremmo anche far vedere cosa intendevamo con una covata. La covata a schioppettata, diciamo, è una covata, normalmente succede per 2 motivi, escludendo malattie tipo nosema italiana, diciamo europea, e cerane. Non so come fare per farvela vedere, però vedete? Definita a schioppettata, nel senso che ci sono appunto dei buchi in mezzo a tutta la covata. Allora, normalmente più avanti sarebbe una covata da preoccuparsi, nel senso che normalmente fanno così quando hanno peste oppure covata calcificata. Se non vedete i sassolini sul fondo della cassetta, non ha la covata calcificata. Se non vedete larve guaste dentro a celle forate e leggermente appiccicose, vuol dire che quella covata lì deriva da una regina che ha una elevata consanguineità. È un fenomeno che può succedere. Chi fa tante regine alleva fuchi, anche fuchi, diciamo, di altre madri, però comunque in certi periodi dell'anno uno ha solo i suoi fuchi, ed è abbastanza facile che qualche regina prenda fuchi
diciamo, figli di sorelle, figli di regine sorelle, quindi abbia un'elevata consanguinità. Le api, quando beccano le larve a renotoche, cioè con doppio patrimonio, darebbero origine a un fuco, le eliminano e quindi resta il buco. Dopo le api ci mettono il miele, ci mettono il polline, e quindi bisogna aspettare che nasca la covata e poi la regina ripasserà a deporre. Quel tipo di covata lì, se non è troppo esagerata, comunque la famiglia riesce a produrre lo stesso, perché normalmente solo una piccola parte delle api che vedete diventa bottinatrici, forse il 20 o anche meno, il 25 o il 15, dipende dal ceppo. E tutte le altre sono giovani, allevano, poi quando è ora di lavorare muoiono. Quindi alla produzione non crea problemi. È comunque una regina da segnare, nel senso che è una regina che comunque non porterà avanti bene la famiglia, quindi finita la caccia, quando le api si sono tranquillizzate, quando non hanno più voglia di sciamare, è una regina da sostituire. Tenete presente che fino alla caccia nessuna famiglia accetta regine nuove, con molte difficoltà, perché il fatto di dare una nuova regina vuol dire togliere la vecchia, e vuol dire per le api un periodo di orfanità di 4-5 giorni. In quel periodo cominciano ad allevare celle, dopodiché essendo in presenza di celle ed essendo primavera, per loro scatta la molla della sciamatura, per cui sciameranno con la regina nuova e lasceranno le celle supplettive, quelle tirate sulla covata all'interno della cassa. Quindi assolutamente le regine non vanno toccate fin dopo la caccia. Ricordate che una cassa fa miele anche con la regina vergine, purché ce l'abbia, quindi non vanno fatti interventi, l'importante è che ce l'abbia. Se per caso vi capita la famigliola orfana e vedete che piange in maniera esagerata, che non c'ha uova, non c'ha larve, e quindi sicuramente è orfana, e magari ha già fatto una regina che si è persa nella fecondazione, cosa che è abbastanza facile. Ieri c'era un gran sole e un gran vento, quindi è normale che una regina abbia difficoltà a rientrare. Non fate altro che prendere mezzo favetto di covata aperta di un'altra famiglia, scuotete le api, covata aperta vuol dire uova e larve, poi anche se c'è covata percolata non importa, e lo passate nella famiglia che supponete sia orfana. Se c'è la vergine non succede niente. Se invece è orfana, inizia l'allevamento reale. Dopo 3-4 giorni gli date un occhio, vedete subito se ha iniziato l'allevamento reale. Controllate quelle 4, 5, 6 celle che tirano in mezzo alla covata, eliminate tutte quelle piccoline, quelle storte, quelle malfatte, lasciate magari 1 o 2 in una posizione dove le api riescono a tirare una cella fatta bene, in maniera che ne derivi una regina fatta bene, e quindi avete ovviato al problema dell'orfanità. Tenete presente che una cella fatta adesso dà origine a una vergine che è presente nel momento della caccia, quindi per la famiglia avere una vergine è comunque stimolo a lavorare. Peggio lasciarla orfana aspettando la regina che arriverà chissà quando dall'allevamento, senza risolvere il problema e perdendo produzione. Quindi diciamo che per quanto riguarda la covata, riassumendo, se non vedete covata calcificata sotto, cioè sassolini bianchi, se non vedete celle semiaperte filanti, è una covata che deriva da una non normale fecondazione della regina, per cui la lasciate fin che tira la caccia e dopo la sostituite. Ok. Passiamo, se ci sono domande. Come si fa però? Ecco. Sì. Chi vuole fare domande però deve attivare il microfono. Niente. Mi senti? Presidente, mi senti? Mi sentite? Senti? Uno alla volta. Allora,
Martina? Sì, ciao. Io volevo chiedere che cosa significa se ci sono le calcificazioni, si trovano i sassolini, che cosa significa e cosa bisogna Covata fare? calcificata. Buona domanda. La covata calcificata è un grattacapo per tutti gli apicoltori, è una malattia, diciamo, delle api che si evidenzia nella covata, nel senso che le larve a un certo punto vengono colpite da una spora, una muffa, che le solidifica e diventano come dei sassolini bianchi che poi le api a fatica tolgono dalle celle e si vedono sul fondo della cassetta e sul predellino. Quello è il sintomo della covata calcificata. La soluzione è un problema molto più complicato che lo posso solo accennare, che però diciamo per ora per voi sarà un po' complicato. Normalmente è un difetto della regina e quindi bisogna, prima che sia troppo estesa, sostituire la regina sperando di beccare una regina che non ha quel difetto, cioè che produce api che puliscono la covata calcificata. Normalmente questa spora, questa muffa si sviluppa perché le api, quando in presenza di larve non vive, non vitali, le lasciano lì. Normalmente, se hanno senso della pulizia, appena una larva muore, la tolgono. Togliendola, che è ancora molle, molliccia, non fa tempo a svilupparsi la spora e quindi a infettare, attraverso il passaggio dell'alimento delle api, altre larve. Quindi se una regina porta il gene della resistenza, in un turno, massimo 2 di covata, la famiglia si ripulisce, altrimenti il problema rimane. Quando il problema diventerà gravissimo, allora bisogna intervenire drasticamente e sostituire tutti i favi, cioè non c'è nessun prodotto che interviene, perché è solo un problema delle api. Bisogna prima cambiare la regina e dopo sostituire tutti i favi, cioè praticamente metterli su un doppio melario sopra l'escludiregina e sopra tutti i folliceri con la regina, in maniera da far nascere la covata, eliminare o sterilizzare i favi precedentemente fatti nascere e far ripartire la famiglia sul nuovo. Normalmente, se la regina è resistente alla covata calcificata, 2 turni di covata e la famiglia torna nuova, perfetta, come una famiglia deve essere, insomma, perfettamente sana. Grazie. Prego. Loris Diretta scrive, no, non lo vedo più. Io ho una cassa su 9 telai, l'ultimo che ho inserito è stato costruito, ma la regina non ha ancora iniziato a deporre uova. Devo aggiungere il melario così do spazio o aspetto che la regina ci deponga su quest'ultimo? 9 telai, l'ultimo che ho inserito è stato costruito. Beh, no, se su 9 telai... Se la famiglia è su 9 direi che è già sufficiente. Normalmente bastano 7 favi di covata per fare produzione. Io normalmente se è un foglio cereo costruito, normalmente non consiglio mai di tenere le casse su 10, perché è meglio tenere un diaframma o un nutritore, perché poi quando uno va a sfilare il favo schiaccia api, se poi è costruito male rompe miele, se poi c'è la regina rischia di fargli una bella strofinata e poi la dimezza come capacità. Quindi normalmente io consiglio di tenerle su 9 con un diaframma o un nutritore a tasca. Se è su 9 sicuramente è una famiglia da guardare sotto, se non ha problemi di costruzione reale, di celle reali, mettere scudi regina e mettere il melario. Comunque sempre tenerle su 9. Sono operazioni che non danno di più, creano solo problemi tenere la cassa su 10 favi. Sì, infatti ha risposto che la tiene su 9 più il frittore. Ok. Marta, è obbligatorio l'escludiregina? L'escludiregina è sempre obbligatorio, per fortuna che li hanno inventati,
Noi all'inizio, quindi parlo di 45 anni fa, gli apicoltori prima di me, tenevamo i melari con 8 telaini e non con 9, proprio per creare uno spazio enorme in maniera da sconsigliare la regina a venire nel melario. Non c'era alternativa, perché le regine seguono le api, il melario è la parte più calda e quindi ci vanno a deporre. E poi i favi che hanno avuto covata, oltre a puzzare di favo, sono facilmente tarmabili, difficilmente conservabili, e quindi per fortuna hanno inventato gli scudi regina. Gli scudi regina serve per tenere il melario pulito dalla covata e fare un buon miele. Naturalmente nel mondo non si fa così, no? Siamo noi che siamo un po' italiani, un po' pallinati per i mieli. In realtà facciamo un mare di mieli monoflora che nessuna altra parte del mondo riesce a fare, neanche la Francia. Allora, è obbligatorio escludere regina, abbiamo risposto. Luca Meneguzzo, 6-7 di covata e 2-3 di miele, metto i melari e se sospendo la nutrizione o continuo con lo sciroppo? Famiglie di sciroppo? Ma allora se le scorte ci sono, molto probabilmente e 2-3 di miele, sì, basta con le scorte. L'importazione è stata abbondante, quindi le api hanno riempito, diciamo, prima che la regina arrivi a deporre. Io direi che se la famiglia non è in sciamatura, la si può tranquillamente portare a 8, tagliando qualcosina anche con il miele. Normalmente quasi sempre il miele è aperto e comunque la regina nuova piano piano depone anche dove c'è stato miele, anche perché se è materiale nuovo è materiale, se no col caldo, destinato a rovinarsi. Quindi piano piano, uno alla volta, cercare di passare in mezzo in maniera da obbligare la regina a deporre, e poi quel miele viene portato nel melario. Quindi basta nutrire, se no facciamo... Sì, perché se no poi quello sciroppo lì, quando metti il melario, lo portano su nel melario. Acqua e zucchero? Luca Meneguzzo. Sì, è dato sciroppo. Ok, tolgo il nutritore. No, lascialo il nutritore, svuotalo. Sì, se ci ha messo sciroppo lo svuota e poi lo lascia il nutritore. Se è sopra va bene, rompe. Se è dentro il nido è essenziale, perché uno deve visitare la famiglia, toglie il nutritore, non schiaccia api, si sfila, non c'è miele esposto, e quindi poi si visita la famiglia tranquillamente con molto meno problemi che non togliere un favo e appoggiarlo lì di lato e poi vedere un mare di api che vanno a rubare, creando un innesco di saccheggio difficile da fermare fra un po'. Sì, comunque lascialo il nutritore, poi solo lo svuoti dallo sciroppo che hai dentro, se intanto non l'hanno già mangiato. Sì. Per chi preferisce scrivere e chi... Altre domande? Io posso chiedere? Sì. Mi senti? Io ho trovato una famiglia, io sono di Montagnana, quindi ero un po' in difficoltà a venire a prendere il nucleo a Vicenza nel periodo più tragico, diciamo, dell'emergenza. Cosa succede? Che questo, diciamo, mio amico, è diventato mio amico, e che mi ha venduto, insomma, una famiglia su 6 telaini. Quindi c'è la regina, delle covate, e un po' di alimento, e mi ha consigliato di mettere il candito, e io ho continuato con quello. Invece che lo sciroppo, del candito sopra, ne ha mangiato una metà, diciamo, di un sacchettino. Adesso cosa dovrei fare? Lo lascio il candito? Ma io, se è su una cassa normale, io direi che bisogna mettergli almeno un foglio cerio in mezzo. Il candito adesso le api lo mangiano molto lentamente e non ha l'efficacia che ha in febbraio, in marzo. Adesso è molto più efficace
l'alimentazione liquida, perché le api non litigano e con l'alimentazione si gonfiano e producono cera, quindi se gli metti un foglio cereo in mezzo, chiaramente con queste temperature le costruiscono in una notte, quindi mentre col candito... Sì, sì. No, io no, dopo mi ha consigliato questo amico, diciamo così, di mettere già subito, cioè, anzi la sera stessa lì, che mi ha dato me le ha inserite lui nell'arnia, i telaini, la famiglia me l'ha inserita lui, sono andata a ritirarla il giorno dopo e mi ha inserito subito un foglio cereo. Poi, ormai è da fine, dal 20 di marzo che ho questa famiglia. E poi ho aggiunto via via un altro foglio cereo e un altro foglio cereo, 3. 6 più 3, 9. Io avrei già completato a 9 telaini, solo che sono all'esterno. I telaini che hanno costruito di cera, che è vero in una notte li costruiscono, sono velocissime, e uno è già riempito di covata. E gli altri 2 li stanno costruendo. Adesso non sono più andata, sono andata sabato. E, no. la domanda è: conviene che io tolga il candito? E poi ho messo il melario io, anche già. Ho già messo il melario. Hai già messo il melario? Vabbè, il candito adesso non serve più a niente, piuttosto tutti questi fogli laterali costruiti, come ho già detto, bisogna guardarci dentro e piano piano passarli al centro della famiglia, in maniera che la regina ci faccia la covata. Perché se no tu li lasci ai lati, poi loro ci mettono il miele, perché non c'è covata, li riempiono di miele, poi quelli precipitano. Quando viene un po' di caldo crollano, o si allungano, quindi si rovinano. Secondo me, che avevo guardato sabato, in uno di questi, che era già costruito, c'era solo miele, purtroppo. Cosa devo fare? Quello lì lo metto in centro, allora. Esatto, in maniera che poi ai lati vadano i favi che hanno già avuto covata, quindi sono molto più robusti e comunque anche se le api ci fanno le scorte, quelli non si rovinano più, mentre se sono folliceri costruiti si rovinano dal peso. Perfetto. Un'altra domanda era questa. Sempre questo mio amico, quando mi ha detto sabato di mettere il melario, io l'ho messo tutto con 10, mi pare siano 10 piccoli telaini, che sono la metà di come dimensione, no? Già quel foglio cereo che ero andata a comprarmi da un'altra parte perché a Vicenza non riuscivo più ad arrivare, ecco questo. Allora, dopo ho pensato che mettendogliene subito 9 le affaticavo e sono andata a toglierne 3. Ho sbagliato? E al posto di quei 3 cosa hai messo? Vuoto. No, ho sbagliato? E allora 10 era giusto, se non c'è distanziatore è l'ideale perché è lo spazio giusto per le api, quindi sono favorite nel salire nel melario. Però lasciali tutti perché tu non sai mai quando loro cominciano a lavorare e soprattutto le api i spazi vuoti li riempiono con le costruzioni, quindi immediatamente possono abbandonarti i tuoi folliceri di marca e andare a farsi le loro costruzioni nello spazio vuoto. Ho capito. Bene, allora adesso stasera vado e li rimetto, da dove li avevo tolti. Ma grazie mille. L'escludi regina ce l'hai messo, sì? E l'escludi regina sì, assolutamente sì. Perfetto, bravo. E lo sciroppo, un po' di sciroppo glielo metto, che non l'ho mai fatto, allora un po' di sciroppo. Se la famiglia ha costruito sotto e ha già scorte, il sciroppo non serve, insomma. Vabbè. Grazie di tutto. Ciao. 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 Bene, no, non ci vedo. Vincenzo Mancuso si è collegato, ok. Vincenzo, mi senti? Mancuso? Hai recuperato lo sciame? Ciao Gerardo, Francesco, sono Vincenzo è mio figlio perché sì, questo, questo è quello della scuola. Ok. Lo sciame è andato via. Io ho finito di lavorare tardi e lo sciame è andato via.
Non l'abbiamo bene. È che ho finito di lavorare alle 7 ed era andato via. Era un bel sciame, è uscito da tutta la cassa. Era- E allora se avete Erano iniziate che non riuscite a recuperare subito, no, incaricate qualcuno con la pompetta dell'acqua e ogni ora, ogni due lo andate a spruzzare. Quando le api sono bagnate e gocciolanti, per un po' non hanno più voglia di partire perché non potrebbero neanche volare, per cui potete ritardare, diciamo, la partenza di qualche ora in maniera da fare tempo a prenderlo. Ecco, questo non lo sapevo neanche io, se no te l'avrei suggerito. Vedi che c'è sempre da imparare con Francesco, questo non lo sapevo. Il maestro è maestro, non c'è niente da dire. Il maestro è maestro. Dicevo, mandavi e allora... su avessi quell'acqua resta moglie proprio. Anche in più, ieri era una giornata ventosa e quindi col vento... Ieri c'era vento. Rimaste di ferro. No, basta che la pianta faccia così. Basta che scorda la pianta, scende pendente, basta un po'. Casca giù e parte. Anche se dovete prendere uno sciame, è tutto bello facile, no? Io lo prendo con una bella secchia grande, li ho presi pochi. Ho la spruzzetta da 2 litri, pieno di acqua, una bella lavata proprio anche per punizione, perché così dovevano stare a casa, così intanto imparano che l'apicoltore va rispettato, gli devono rimanere a casa, gli date una bella lavata. Poi gli mettete un bel recipiente sotto invece che la cassetta, che pesa niente, una bella pacca sopra il ramo, le api cadono tutte, in più essendo bagnate, proprio fanno un blocco e trattengono anche la regina, che eventualmente, se è una regina giovane, potrebbe essere tentata di ripartire, così la trattengono dentro. Quando ce l'avete dentro la secchia, un'altra bella lavata, doppia punizione, dopodiché prendete lo sciame e lo potete mettere dappertutto, dove lo mettete rimane, lo versate in una cassetta, in uno scatolone, ve lo portate a casa, rimane lì. Acqua solo o con shampoo? Sempre acqua. Niente shampoo? No, shampoo no. Va bene. Allora, io direi, se non ci sono altre domande, io spero siate rimasti intanto soddisfatti di questa prima lezione online. Ne faremo ancora un'altra, la faremo anche in apiario, e così magari riusciamo a riprendere anche le cose che vi avremmo fatto vedere in apiario, la marchiatura della regina, l'allargamento, un po' di attività in apiario. E vi ridò appuntamento sempre attraverso la chat, vi scriviamo, e come vi dicevo prima, utilizzate la chat, perché è anche quello un modo per interloquire e chiedere suggerimenti sui problemi che ci sono. Usiamo questi mezzi ecotecnologici perché, non potendo incontrarci in apiario o direttamente, è meglio che li usiamo. E se avete invece difficoltà superiori, chiamateci e vediamo in qualche maniera, qualcuno di noi viene magari in apiario a vedere le vostre api e a darvi una mano. No, perché piuttosto, esatto, avete fatto anche la spesa di comprare, chi ha acquistato le api, e piuttosto che ci siano dei danni, preferiamo venire e seguirvi anche direttamente. Basta che io vorrei chiedere Pronto? una cosa, se posso. Sì. Chi ha rinunciato invece a prendere i nuclei, no? Perché diciamo della situazione, ha ancora possibilità quest'anno di prenderli più tardi, verso maggio, se si aprisse la situazione, oppure si rimanda l'anno prossimo? No, penso che ci sia la possibilità, bisogna solo vedere se ce ne sono, perché dove li avevamo presi, chi ce li aveva forniti, credo non ne abbia più adesso. Però, siccome tanti apicoltori hanno comunque si sono fatti dei nuclei che si stanno sviluppando, magari questi fra un mese sono pronti, per cui perché vedete, quasi tutti gli apicoltori si fanno comunque dei nuclei che sono utili nel caso appunto di perdite di regine o di sciamature, perché allora con quei nuclei rinforzano il proprio apiario. Quindi se facciamo un giro di telefonate, verifichiamo se ci sono nuclei disponibili, magari fate riferimento alla Giovanna e sentite lei. Ok, perfetto, grazie. Niente.
Bene, allora vi saluto, buona Grazie. serata a tutti, grazie di aver partecipato e ci sentiamo a presto. Ciao. Ciao. Bene, Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ricordo che questa l'abbiamo registrata, quindi dando per assodato che c'era anche il vostro consenso, ma per tutti quelli che non hanno potuto collegarsi, perché la mettiamo appunto online e così tutti possono vederla. Vi ricordo, ve l'avevo mandato anche nella chat, che sul canale YouTube dell'associazione ci sono le 3 lezioni che sono state fatte. E se volete basta che voi vi ho mandato i riferimenti, entrate e ve le guardate quando volete. Buona serata. Arrivederci, buona serata. Ciao a tutti ancora, grazie, ciao. Grazie. Grazie, arrivederci.